La Sardegna che è stata sempre ricca, non è triballata e povera, si legge solamente, se non legge italiano, ma sicuramente Meta non comprende sul francese, narra sul barone del Montesquieu. I paesi non sono coltivati in ragione della loro fertilità, ma in ragione della loro libertà. Appare da molti monumenti presenti in Sardegna che essa era assai ricca in altri tempi, ma essa è ben decaduta in seguito, poiché i cartaginesi, dopo essersene impadroniti, distrussero tutto ciò che la poteva rendere adatta al nutrimento degli uomini e proibirono, pena la vita, di coltivarvi la terra. La Sardegna non si era ancora rimessa ai tempi di Aristotele, Aristotele IV secolo a.C., e non lo è ancora oggi. Oggi è il 1748. Libertà e opulenza, fertilità e libertà. Nelle lettere persiane, anche un libro del barone di Montesquieu, gli ha scritto: l'opulenza segue sempre la libertà. Sviluppo economico narauso è statuto. Fertilità della terra e sua capacità di nutrire i suoi abitanti, se c'è la libertà. Io ho messo, per essere molto concisi, ho messo per iscritto le domande che farò ai nostri interlocutori. Avranno 8 minuti massimo a testa, io ai 7 minuti li avviso con un colpo che hanno 1 minuto. Dopo la loro esposizione, loro riceveranno adesso da me una busta con, abbiamo già concordato le domande, io almeno gliel'ho comunicato. Il tema. Non ho capito. Il tema, sì. Ma questo è per stimolare chi interverrà dopo, nei 3 minuti, che dobbiamo essere operativi, non dobbiamo fare analisi ma fare proposte. A Carlo Secchi, poi l'avrei detto anche a Zunchetto, qualcosa di attualità, per su Isterrida, diciamo cosa deve succedere, cosa deve succedere di seguita. Su Gimbicato, una manifestazione, questa avvertenza Sardegna. La rivendicazione, i sindacati. Contrariamente ad altri momenti, poi su sindacato nada da manco 2 cose di pruso che non hanno primo: no alle centrali nucleari, e non dia mai now. Secondo, assemblea costituente del popolo sardo, ed un'area tradotta estrema. Però quello che prevale è il momento rivendicativo. Nel momento il sindacato, nel tempo di maggiore debolezza della sua storia, perché gli sta crollando tutto e che deve difendere quello che c'è, gli attribuiamo una responsabilità generale che non è in grado di mantenere. O è in grado di mantenere? Onorevole Carlo Secchi, questo è il suo tema, come dice il Presidente Su. Prego. Grazie. Come ha detto Salvatore Cubetto e mi ha pregato di farlo a suo nome, Claudia Zunchetto non può essere presente, la cosa le dispiace, però per motivi di salute non è qua, ma voleva in qualche modo manifestare solidarietà e non mancheranno le occasioni per portare la sua voce e le sue idee, così come già fa in Consiglio regionale, dove come componente del gruppo della sinistra sarda Rosso Mori, quando le occasioni si presentano, e se non si presentano ce le cerchiamo, andiamo a mettere in evidenza la situazione drammatica che la Sardegna vive, che il popolo sardo vive. Io credo che il momento drammatico in cui viviamo abbia delle origini, e le origini sicuramente sono quelle, come dice qualcuno, che probabilmente l'identità dei sardi sia affievolita.
Nel introdurre questo argomento, Salvatore Cubeto ha fatto riferimento alla Catalogna e agli amici catalani che sono venuti qui per partecipare a questo incontro dibattito. Noi molte volte facciamo riferimento alla Catalogna, forse io più di tutti, perché vivo quella, come dire, condizione di essere nazionalista sardo di lingua catalana. Perché la lingua catalana è la lingua della comunità sarda di Alghero e abbiamo, come dire, questa doppia identità, un'identità linguistica culturale che ci lega e ci mette nelle condizioni di essere parte integrante della comunità internazionale di lingua catalana, ma politicamente Alghero è parte integrante della nazione sarda. Questo lo rivendichiamo con forza, non sempre è capito in questo suo dualismo, o forse viene capito e comunque si cerca di non, come dire, di condizionarlo. Allora lo dico in premessa anche per collocarmi come uomo di sinistra all'interno di questa idea che continuo a difendere. Poi il discorso si fa più complesso quando, come accade anche di tanto in tanto, forse il dibattito sul tema identitario sardo non è più come è accaduto in anni addietro, negli anni 70, vivo, combattivo, di rivendicazione, di scontro, perché forse ci siamo, non lo so, forse siamo anche cresciuti, ci siamo forse affievoliti nell'azione rivendicativa e oggi abbiamo, come dire, diluito molti atteggiamenti e molte posizioni, che però è un errore continuare a percorrere quella strada senza ritornare ad essere battaglieri rivendicativi per quello che riguarda il tema dell'identità. E guardate che io non sono convinto del fatto che la crisi economica in cui vive la Sardegna, la crisi occupativa in cui vive la Sardegna si può risolvere solo con uno Stato indipendente. Lo Stato indipendente rimane un sogno, non lo so se mai si realizzerà, considerate che però rimane un sogno anche per i catalani, che nel loro statuto al primo articolo scrivono che la Catalogna è una nazione. E questo è un elemento base, noi non ce l'abbiamo scritto nello Statuto sardo, questa affermazione. Catalunya è una nazione, articolo prima la nazione catalana. Su questa base nasce la lotta e la battaglia che i catalani fanno per opporsi anche di una storia che li ha visti essere non solo nazione ma anche Stato indipendente. E dalla fine da prima dell'anno 1000 che rompendo il